Il futuro del fiume Ledra riguarda tutti. L'acqua che scorre nel suo alveo non è solo una risorsa, è un'eredità collettiva da custodire con responsabilità e lungimiranza. Qui, lungo il Ledra, la Ledre in lingua friulana, perché tutti i fiumi hanno una matrice femminile, qui l'acqua ha sempre orientato la vita. Per secoli è stata al centro delle attività quotidiane, delle decisioni collettive, dell'organizzazione del territorio. Negli ultimi decenni, invece, abbiamo asciugato, incanalato, cementificato. È così che, da civiltà idrocentrica, siamo diventati una società terracentrica, in cui l'acqua viene spesso ignorata o respinta, ma resta il bene più prezioso che abbiamo. Arginature, incanalamenti, regimazioni, tombinature. L'acqua dei nostri fiumi nasce da millenari processi geologici ed ecologici. Questo è certo, ma è anche un'acqua che è frutto delle decisioni che abbiamo preso e che continuiamo a prendere. Quali scelte faremo oggi, sapendo che decideranno l'acqua di domani? Nel 2025 l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese compie 25 anni. In questa speciale occasione vogliamo avviare un percorso che coinvolga tutta la popolazione dei comuni che fanno parte del bacino del fiume Ledra. Usoppo, Gemona, Artegna, Buia, Montenars, Maiano, San Daniele e Magnano in Riviera. Stiamo lanciando un processo partecipativo che porterà alla firma di un contratto di fiume. Molti confondono il fiume con il canale Ledra, a cui effettivamente cede parte delle sue acque all'altezza di Andreuzza di Buia, ma si tratta di un corso d'acqua naturale a sé stante, che conserva ancora oggi alcuni tra i paesaggi fluviali più suggestivi della regione. Questo fiume sostiene agricoltura, allevamento, produzione di energia, sport e tempo libero. Rifornisce d'acqua potabile oltre 300.000 cittadini e attraversa luoghi ricchi di storia e biodiversità. Tutti desideriamo che questa ricchezza continui, ma i cambiamenti climatici ci espongono a rischi concreti: alluvioni, erosione delle sponde, siccità, dissesto idrogeologico, inquinamento e perdita della fauna acquatica. Per affrontarli servono responsabilità condivisa, impegno collettivo e una visione a lungo termine. Solo così potremo prenderci cura del fiume e dei territori che attraversa. Come si fa? Con uno strumento volontario previsto dalle normative regionali, nazionali ed europee, il contratto di fiume. È un percorso di programmazione strategica e negoziata, riconosce l'acqua come una responsabilità condivisa e offre a tutti, cittadini, organizzazioni, enti pubblici e privati, la possibilità di contribuire. Chi partecipa viene invitato a sedersi attorno a un tavolo, dove le decisioni verranno prese in modo inclusivo e partecipativo. Come ti immagini il fiume Ledra fra 20 o 30 anni? Sarà questa la domanda che aprirà i tavoli di lavoro rivolti a tutta la popolazione interessata. Questi incontri, che si terranno a più riprese nei prossimi mesi, garantiranno a ciascuno la possibilità di essere ascoltato. Daremo spazio a tutte le voci: chi usa l'acqua per coltivare, chi la usa per pescare, chi vive vicino al fiume. Nel confronto emergeranno prospettive diverse sul tema dell'acqua, che ci guideranno passo dopo passo verso un accordo condiviso, il contratto per il fiume Ledra. È possibile aderire al processo in qualsiasi momento, ma partecipare fin dall'inizio consente di contribuire a ogni fase e di condividere da subito una visione di lungo periodo.
Invitiamo chiunque sia interessato a ricevere aggiornamenti e informazioni sulle prossime tappe a scrivere un'email a info@ecomuseodelleacque.it per iscriversi alla newsletter, oppure a visitare il sito ecomuseodelleacque.it.